È iniziata questa mattina l'esame di maturità 2019. Sono più di 500.200 i candidati che sosterranno l'esame, con un tasso di ammissione del 96,3%. Alle 8:30 gli studenti hanno iniziato la prima prova d'esame, il tema di italiano. Le tracce includevano Ungarretti, Staiano e Sciascia. La seconda prova è prevista per il 20 giugno, poi sarà il turno dei colloqui orali. Il programma di acquisto di asset ha ancora uno spazio considerevole. In attesa di un miglioramento sarà necessario un ulteriore stimolo. Così afferma il presidente della BCE Mario Draghi in un intervento al simposio delle banche centrali a Sintra. Dopo le sue parole lo spread è sceso a 243 punti base. Una reazione immediata arriva dal presidente Trump, che in un post su Twitter commenta: Mario Draghi ha appena annunciato che potrebbero arrivare altri stimoli all'economia europea, che hanno immediatamente fatto scivolare l'euro rispetto al dollaro. Così diventa ingiustamente più facile competere con gli Stati Uniti. La mattina del 19 giugno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato durante l'informativa alla Camera sul Consiglio europeo, affermando che il governo è determinato ad evitare la procedura di inflazione e che l'Italia intende rispettare le regole europee. La procedura di infrazione ha avuto modo di affermare anche pubblicamente che siamo tutti determinati a evitarla, ma anche che siamo ben convinti della nostra politica economica. Su queste basi intendiamo mantenere un dialogo costruttivo con l'Unione Europea e queste nostre determinazioni, disponibilità le sto rappresentando con chiarezza. L'Italia intende rispettare le regole europee, senza che ciò impedisca che come Paese fondatore, terza economia del continente, ci facciamo anche portatori di una riflessione incisiva su come adeguare le regole stesse affinché l'Unione sia attrezzata ad affrontare crisi finanziarie sistemiche e globali e assicuri un effettivo equilibrio tra stabilità e crescita, tra riduzione e condivisione dei rischi. In Italia il 47,9% dell'acqua potabile viene sprecato a causa di una rete idrica colabrodo, penalizzate così 2,7 milioni di famiglie che lamentano problemi nell'erogazione idrica lungo il territorio nazionale. Ad affermarlo la Coldiretti sulla base dei dati Istat in riferimento al rapporto Progress on Drinking Water di UNICEF e Organizzazione Mondiale della Sanità. Mentre nel mondo 1 su 3 non ha accesso all'acqua, in Italia il volume di acqua complessivamente prelevato per uso potabile, sottolinea la Coldiretti, è di 9,49 miliardi di metri cubi, per un volume giornaliero pro capite di 428 litri, il più alto nell'Unione Europea. Tuttavia, poco meno della metà non raggiunge gli utenti finali a causa delle dispersioni di rete.